Macaluso esalta l'esperienza milaziana e critica l'esperienza autonomista attuale perché dice che si tratterebbe solo di un'operazione di potere. Io stimo e mi fa anche una grande simpatia Macaluso, il suo tratto, la sua saggezza legata a un'esperienza enorme in tutti i campi, ha diretto giornali, ha diretto partiti, è stato un grande esponente del Partito Comunista, dell'ala migliorista e ha dato vita, era protagonista dell'esperienza milaziana. Non posso condividere il suo giudizio critico perché tutto c'è in questa esperienza autonomista salvo che il cosiddetto potere. Questo è un luogo comune al quale purtroppo aderiscono perché non hanno, come dire, la voglia di affaticarsi neppure un pochino, quanti preferiscono ripetere quello che leggono, quello che sentono. Qua di potere non c'è nulla, perché il potere si esercita magari assumendo gente, si esercita conquistando il sottogoverno e si esercita forse anche rubando e avvalendosi di risorse finanziarie che poi servono ad alterare successivamente il legittimo e regolare gioco democratico. La gran parte del sottogoverno regionale è affidato a tecnici interni della regione che magari percepiscono un quarto o talvolta un decimo di quanto si percepiva una volta, che assicurano una rappresentanza della regione in termini puramente tecnici e nell'interesse ovviamente dell'efficienza e dell'economicità della gestione. Ma credo che questa esperienza di governo, per quanto ci riguardi, sia considerata unanimemente come trasparente e pulita per quanto riguarda appunto la regolarità delle operazioni che portiamo in porto, dalla sanità ai rifiuti e la legalità che ispira l'azione di questo governo. Poi devo dire, non lo so, certo oggi la gente va meno in piazza, ci sono le televisioni, c'è internet, ci sono i blog per comunicare col mondo, non si va in piazza a sentire i comizi. Al di là del bombardamento quotidiano di quanti vogliono fermare il nostro processo riformista, la gente capisce che stiamo facendo l'impossibile, stiamo dando la vita per cambiare le regole del gioco, se così si può dire in Sicilia. L'abbiamo fatto nella sanità, questo ci costa incomprensioni, manifesti a lutto che magari anticipano fatti tristi che possono riguardarci, insulti, aggressioni. Sono parlamentari che non fanno altro esasperati come sono dal fatto che la cuccagna, la mangiatoia, il sanguisughismo, il saccheggio è finito, non fanno altro che attaccare il governo e me giorno per giorno. Purtroppo poi nella mente di qualcuno che magari non va a guardare i fatti al di là della superficie, di una impressione superficiale, fanno breccia questi argomenti. Le cose stanno in maniera ben diversa e che ci sia la paralisi è un altro luogo comune di chi tende a denigrarci. È un momento di grande crisi e di recessione. Abbiamo un governo, anzi una serie di governi che non sono i governi italiani, sono governi del centro-nord, come del centro-nord sono le ferrovie, come del centro-nord sono tutte le agenzie che dovrebbero servire a far sviluppare l'Italia e che invece penalizzano il mezzogiorno e lavorano soltanto per il centro-nord. In questa recessione e crisi noi viviamo un momento drammatico, difficilissimo, che cerchiamo di fronteggiare in mille modi, mentre nel frattempo dobbiamo occuparci dell'emergenza precari. Oggi abbiamo fatto visita al commissario dello Stato, ma abbiamo anche lanciato il circuito del mito e abbiamo approvato la trattativa per il contratto di servizio con le ferrovie. Forse portiamo a casa Tirrenia, è un'operazione difficilissima dove non rischiamo niente e come vantaggio per assicurare il prestigio di una regione che certamente è un ente pubblico stimato anche fuori dalla Sicilia, siamo riusciti ad aggiudicarci questa prima fase della gara che potrebbe dare grandissimi vantaggi alla città di Palermo e alla Sicilia, riprendere le rotte verso il Nord Africa, restituire a Palermo la flotta che fu fondata dai Florio e poi soprattutto attraverso la sede legale della società a Palermo chiaramente avere un introito tributario non indifferente, notevolissimo e importante, oltre che assicurare il lavoro alle migliaia di persone che lavorano in Tirrenia. E poi ci sono 1000 riunioni, i ragazzi della Serit, piuttosto che i consulenti in materia giuridica,
e domani il confronto col ministro Fitto e il problema della privatizzazione, in mattinata se ne parlerà in un convegno, della gestione del servizio, della ripubblicizzazione della gestione del servizio idrico integrato. Ecco, questo è il lavoro che giorno per giorno facciamo, che non ha niente a che vedere col potere in sé inteso, nel senso della gestione fine a se stessa o per il potenziamento della nostra parte politica nella gestione della cosa pubblica.